Ecco. Sì, ma lo aggiungo, perché mi è stato chiesto una serie di cose e vanno a corredo di quello che ha detto Tavolo. Noi abbiamo la fortuna o la sfortuna di essere un territorio, l'unico territorio in regione del Veneto, il Veneto orientale, che ha una legge che lo riconosce come territorio in cui la conferenza dei sindaci ha il potere di decidere dei propri servizi. È l'unico, gli unici 20 comuni di tutto il 500 e passa comuni del Veneto sono a Veneto orientale. Questo per dire cosa? Che nella spartizione dei pani, dei pesci, dei servizi, qua mettiamo qua, questo mettiamo là, lo decide la conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci, dopodiché è sempre colpa degli altri, ma la conferenza dei sindaci fino ad oggi, e spero che da 6 o 7 di giugno diventi di centrodestra, è del centro-sinistra. Punto. Quindi chi decide dove mettere i servizi lo decide la conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci è gestita dal centro-sinistra, quindi non può dare le colpe a chi non c'è, sono loro che alzano le mani per fare. E quindi voglio ricordare, torno a ricordare quello che ho detto prima, Rabachino è stato 10 anni, dopo di lui è stato il sindaco di Noventa, presidente della conferenza dei sindaci per la sanità, e quindi nella spartizione dei servizi ospedalieri e sociali in giro per il territorio. L'hanno decisa loro, perché erano loro e sono loro che se la sono mangiata, quindi non possono accusare chi non c'è o chi non ha comandato. Perché, per chiudere sul discorso ospedale, la proposta del centro-sinistra che è venuta dall'ex sindaco di Noventa era quella di fare l'ospedale unico del Veneto orientale. A Torre di Mosto un unico ospedale per tutto il territorio, quindi di chiudere Portogruaro, Savona, Jesolo. Tralasciando le altre cose, dico, ci dicono noi di chiuderlo, la proposta è venuta da loro. Quando mancavano 6 mesi alla chiusura della precedente legislatura Berlusconi, in cui era presidente, ministro della giustizia Castelli, siamo andati io e la Zaccariotto da Castelli, intanto per chiudere il discorso che il Tribunale di Venezia voleva chiudere tutte le sedi dislocate nel territorio per fare solo la sede di Venezia, e quindi volevano chiudere Portogruaro, Savona, Dolo, Chioggia, tutte. Noi siamo andati là e le abbiamo tenute tutte aperte e adesso è confermato. Ma quando siamo andati da Castelli, io e la Zaccariotto, io umile consigliere che non conta niente, abbiamo portato a casa 5 milioni di euro per fare il tribunale nuovo a Savona. Portogruaro non ha mai chiesto nulla, per carità, ma quando erano in maggioranza, noi eravamo in minoranza, l'onorevole Martella con i suoi ministri di riferimento prima, durante e dopo, non mi sembra che si siano sforzati di portare a casa soldi perché dobbiamo ricordarci anche questi passaggi importanti per arrivare al discorso del consorzio bonifica. Noi come regione abbiamo deciso prima le comunità montane di tagliarne una parte, adesso i consorzi di bonifica di dimezzarli, per cui ci sarà un unico consorzio di bonifica portoguarese e savonatese, ma di dove mettere la sede lo decide la conferenza dei sindaci. E la conferenza dei sindaci per ora, per dare la risposta, è in mano al centro-sinistra. Quindi se va a Savona non è colpa della regione, la regione non ha detto nulla di dove metterlo, la regione ha solo detto che ci vuole un unico consorzio. Poi che la sede sia a Savona, a Portogruaro, a Pramaggiore o a San Michele, cambia niente per noi. Lo decide la comunità locale, la conferenza dei sindaci, ecco perché c'è bisogno dei sindaci che... E per chiudere il discorso che giustamente uno si pone, perché lo vedo anch'io in regione, lo vediamo ogni comunità, ogni delegato per la comunità cerca di fare l'interesse della sua comunità, perché anch'io cerco di portare a casa soldi per Veneto orientale, quello del Padova per Padova e così via, e quindi giustamente la preoccupazione che uno può avere è che ma la Zaccariotto porta a casa per Savona, ma la Zaccariotto come il sindaco, come Stival, quando alzano le mani sul bilancio conta per un voto. Gli altri 36 voti, perché sono 37 i voti che decidono il bilancio dove mandare i soldi in giro per la provincia, sono 37 voti, di cui una serie di voti sono rappresentati dai consiglieri provinciali eletti dal territorio. E quindi non è un problema della Zaccariotto se come ogni singolo dei 36 che voteranno i bilanci
faranno gli interessi della loro orticello ovviamente. L'orticello sarà più o meno grande, se più o meno grande sarà la quantità di consiglieri che arrivano nel territorio per fare gli interessi di quel territorio. Dopodiché la Zaccariotto da sola, come Tavaro da solo, che potrebbe portare a casa, dico una stupidata, i soldi per fare solo la viabilità davanti a casa sua, così la Zaccariotto per solo per Sanonà, ma la Zaccariotto verrebbe fermata subito prima da me, perché vorrei qualcosa anche per Tormaggiore, e quelli da Portoguaro per Portoguaro e così via. Cosa che è mancata in questo momento, in questi 5 anni, perché Zoggia ha fatto 5 anni il presidente, 5 anni il vicepresidente e 5 anni l'assessore, 15 anni che è in giunta. E 15 anni che è in giunta come Bertoncello. Io ho fatto l'esempio di uno per non fare l'esempio dell'altro. Se volevano, hanno avuto tutto il tempo che volevano per portare soldi qua. Se non l'hanno fatto fino adesso è bene che vadano a casa e li cambiamo.